È il compleanno suo. Ah, il compleanno? Ecco, è mia nipote. Il compleanno del nipote. State facendo un'intervista. Gente di Maro, eccoci qua. 5 minuti ci basteranno. Settima puntata di Gente di Maro e qui in Trentino si respira aria di mercato. Signora, sta cercando un'occasione a parametro zero. Sì, bravo. Il mercato ha dato i suoi frutti? Assolutamente Abbastanza sì. sì. Abbastanza sì, che avete comprato? La frutta, Ah, la ottima. Ottima, ce la consigliate? Assolutamente sì. Soprattutto le prugne. Le prugne poi aiutano ad andare di corpo, Anche, certo. quindi le consigliamo anche a chi è stitico. Assolutamente sì. Si rivolga agli stitici. Mangiate tante prugne. Il giorno dopo l'amichevole con la Naune, Conte concede per la prima volta una slot di riposo agli azzurri che si sono allenati soltanto di mattina. Si sono allenati bene oggi? Sì. Chi ha visto più in forma? Ho visto Rachman. Chi? Rachman. Ah, Rachman. Con questa maglia arancione, come fai i muschil? Per chi stavi urlando? Per Leo Ostigard. È comunque un guerriero secondo me Leo Ostigard. Può far comodo anche se ho paura che andrà via. Tu sei un grande fan di Ostigard. Perché sono un grande fan, è un norvegese, un vichingo, cioè ci piacciono a noi quelle figure un po' così. A me mi piacciono queste figure. Qua devo saltare, scusami. Prego, prego. Non si può non saltare, giusto? Ostigard, noi ti amiamo. Parla per te. Non ti ho visto saltare a chi non salta Juventino. No, perché non c'ho voglia di saltare per quello, non è. Non hai saltato. Mi puzzi. No, perché te la pressionavo, perché non salti? Quindi se uno ti accusasse di essere Juventino, Mai, meglio morire che essere juventino, mai. e fammelo un saltino. 1, 2, 3, basta. Come è andato l'allenamento? No, tutto a posto, sto cusurato, frate. Pure tu ti sei allenato? Bene tu, sotto sola. È talmente coinvolgente questo Napoli di Conte che persino i tifosi si allenano. Pure noi, sì, stiamo a pensare, capito? Con i tifosi abbiamo provato a dare un pronostico sulle squadre favorite per lo scudetto. Quale secondo te la griglia scudetto quest'anno? Inter, Napoli, Juve. Penso che il Napoli tra i primi tre sicuramente. Oggi dobbiamo esaltare, anche se c'è Conte. Piano piano. Abbiamo spaccato cosa. Penso che arriviamo primi quest'anno. Davanti metto l'Inter. Ha vinto lo scudetto l'anno scorso. Con 20 punti di vantaggio. Sì. Juve, Napoli, Roma e Milan per il terzo e quarto posto. Inter, Napoli, Milan, Juve. Napoli, Inter e Juve. Inter, Napoli, Juve. Inter, Juve, Napoli. Primo posto la Roma. Come mai dici prima la Roma? Perché la ritieni forte o perché a Stacy Chan? No, la ritengo molto forte. Allora, sta Roma, Enrico, dai, credimi, sull'aria. Siete guaiati, romani! De Laurentiis, primi 4-5 partite che non va Conte, se no, viene nata voto Mazzarri. Faremo entrare Conte, perché sa l'allenatore, come Conte uscirà come re da Napoli. Spuntano novità per la trattativa con il PSG per Osimhen. Nell'affare Osimhen pare che il Napoli sia interessato a una sola contropartita tecnica. Coreano là. È un nome, non lo so, vero? Jun San Lee, come cazzo sei? Kang Lee. Anche lì. O frate Bruce Lee. Bello, è forte anche lì. Il giapponese mi sembra, no? Liu Jin, Kan Liu Jin. Te ne sei bevuto troppo di gin. Mi sa proprio di sì. E quello là è l'agita, i picceril, i gelatil, i canchitil. Chi le carette da Giovanna? È forte, dice che è un bel giocatore. Hai detto Giovanni è forte? Così dice. Quando subentra mi fa un bel effetto, che lui, non so, c'è coreano. Ti dico la verità, meglio tutti i soldi è che si chiude al muso Lukaku per fretta in fretta. E basta, stiamo a posto. Non ti piace Canghilli? No, non mi piace la cucina cinese. Non mi rimane un coppo stomaco. Preferisci quella autoctona? Sì. Non so se ci crea autoctona, ma va bene lo stesso. Secondo me il presidente è interessato solo ai soldi. Il presidente quando tiene una cosa i soldi è più felice e fa meno cose strane. Continua la nostra attesissima classifica che elegge un miglior giocatore per ogni ruolo. Oggi parliamo di centrocampisti. Qual è stato il miglior centrocampista del Napoli di De Laurentiis? Amsic. Zelisce, che tale qua la figlia. Marek Hamsik. Marek Hamsik. Fabian Ruiz. Mare chiaro. Lo Bocta. Lo Bocta. Lo Copta. Come si chiama? Lo Cobda. Lo Cobda. Chi è? Ah, grazie. Mariano Bogliasino. Per me è Mario Rui. Ma non è un centrocampista. Ecco qua. Fa il terzino, quindi centrocampista. Zilischi. Amsic. Per me lo Botka. Fabian Ruiz. Amsic. Lobotka, sì. Fabian Ruiz. Amsic. Zielinski. Amsic. Lo Botka. Lo Botka dell'anno scorso. È il grande capitano indimenticabile Marek Amsic. Impossibile non dire Hamsik. Amsic. Non c'è assolutamente storia Hamsik. Marek Siemens. Marek Amsik. No, Dimmi io sono molto pericoloso io. Tu vuoi fare una promessa? Una promessa Falla. tutti quelli che ci ascoltano. Se il prossimo anno
vinciamo lo scudetto, il nostro presidente avrà i capelli. Se vinciamo lo scudetto, tu regali il trapianto di capelli al presidente. Presidente. Confermi? Confermo. A me i capelli non interessano, però dammi i soldi dei capelli. No, il premio è in capelli. Capelli. Promesso, il nostro presidente avrà i capelli. Chi va male la squadra mia è da avere una brucundia, è da piangere notte e giorno, sempre come che torna. È da sci, è da trasia sci, è da farmacia. Chi va male la squadra mia, sempre Forza Napoli e chi non salta il rugby bianco-nero, chi non salta il bianco-nero, Avete una radia che non è seconda a nessuno qui sopra. Grazie a grazie voi. signor Peppe, buona Grazie. giornata. Gente di Maro, eccoci qua. Calcio Napoli 24, torna in città. Quello di Alici, chiacchiere in giro, battute e risate, interviste ai tifosi.